Buongiorno Italia, benvenuto nel casino di Singano. Sì, qui sei sopra il mio letto provvisorio che avevo detto di fare. Allora, vedi ad oggi è ancora tutto smontato, quindi il famoso pannellino del falegname deve essere ancora stato fatto in quanto appunto devono iniziare i lavori di falegnameria. Vi ho messo, cosa secondo me molto utile, questo piccio pieno di cassettini per mettermi dentro tutti i miei adattatori da GoPro, cavi, cavetti, vitine, eccetera, eccetera. Mi sembra molto valido. Poi sì, il drone. Io credo che il drone lo terrò qui. Non lo terrò, come si dice, dentro l'armadio. Lo terrò qui, sempre pronto, con le eliche, in modo da essere sempre pronto al volo. Tieni conto che poi qui ci sarà la stazione di ricarica, quindi anche il suo cavo di alimentazione che uscirà fuori. Questo casino in teoria non dovrà più esserci. Questa è la griglietta che va qui a coprire questo buco accanto al forno, verrà un po' allargato e adattato alla griglia, poi viene messa la griglia verniciata dello stesso colore. Nel frattempo nel lettino è sempre un casino perché ci appoggio le posate, la roba, perché non ho spazio. Qui vedi nell'armadio informatico che per ora ha solo 2 ripiani, ne avrà altri 2, totale 4 ripiani più la base. Ci ho dovuto mettere anche della roba da mangiare sopra, dei canevazzi, perché non sapevo dove altro metterli. Perché a parte i ripiani un po' dappertutto, ma vedi c'è sto mega buco qua da colmare, insomma. Quindi sai roba che ti ci sta? Mi pare che... Le tue scelte, la tua chiamata sarà registrata. Se non conosci la nostra informativa sulla privacy, No, non la digita conosco. 1 per ascoltarla. Ma figurate! Se già la conosci, Sì, digita la 2 conosco, per ascoltarla. ma l'ho studiata a Digita scuola, 2. 1, 2 per smartphone e tablet. Devo che era roba Digita sul... 3 Aspetta, per prodotti audio e aspetti. video. Per Digita prodotti? 4 per elettrodomestici. 4? Digita È un 5, elettrodomestico? digita Il 1 forno. per supporto sui frigoriferi. Digita 2 per supporto sulle lavatrici. Digita 3 Ma per guarda. supporto sugli elettrodomestici da incasso. Digita L'ho incassato. 4 per Navibot e supporto Quindi? per altri elettrodomestici. Quindi cos'è? Cos'è il 3? Boh, schiaccia 3. Gentile cliente, ti informiamo che gli operatori rispondono dal call center City Romania. Buono? Su colleghi di Romagna. Sì, va bene. Occhio. Pronto? Buonasera, sono Nadia, come posso aiutarla? Ciao Nadia, sono Yuri. Ascolta, Sì? una domanda, spero di non disturbare. Io ho preso un forno a microonde, anche grill della Samsung, no? E Sì? dentro c'è una specie di rialzamento per fare la funzione grill. È metallico però, non so se... Ok. E la mia domanda è, ma quello lì si può usare anche in modalità microonde o è pericoloso? Se vuoi ti do il modello del forno. Sì, mi dica il modello. Comunque tutto quello che sta all'interno del forno è creato per essere utilizzato con il forno in funzione, quindi tutti i vassoi, tutto quello che sta in dotazione del forno, ok? Ah, perché questo è anche grill, hai capito? Per quello ho paura. Che magari col grill sì va bene, ma col microonde no, hai capito? Il codice è Sì, sì, sì. MG23K3515. Ok, mi faccia verificare. Rimanga un attimo in linea per fare un'ulteriore verifica e per capire se vi riconfermo quello che ho detto prima. Ok? Perfetto. Prima ti volevo, sì, volevo fare un attimo il punto. Allora vedrai che c'è il Sì, piatto di vetro che va bene per tutto. sì, Poi c'è il piatto tipo che sembra metallico e quello va bene per tutto. Ho già letto nel manuale. Quello che sì, è non quello, il piatto capisco per è l'arrosto. quello che non capisco è il cavalletto. Ce n'è un cavalletto a 3 gambe metallico. Io non capisco se posso usare quello con la modalità microonde. Sì, un attimo solo, rimanga in linea Ottimo, e... Ok? grazie mille. Un attimo. Mi sembra anche abbastanza carina, vero CP? Invece di sparare, non so, alla cazzo, sì sì è dentro, puoi usarlo, ha detto no, mi informo. Quindi brava la Samsung, vero CP? CP, cosa dici? Ma sì, dai, sti che musica è techno hardcore CP che mette qua. Scendi che sound? CP. Dai, si sta informando bene, vero CP? Porca miseria. Sarà andato in fabbrica, in cantina a controllare come che chi fa, come che si è fatto. E spinsa. Questi cani con la spinsa. Adesso siamo passati alla musica Africa, senti qua.
La Hakuna Matata. E tira un fialonghetta. Ah, nel manuale CP c'è scritto l'apparecchio, no quel paio di denti, intendono il forno. Pronto? Pronto? Eccoci qua. Mi sente? Sì? Ok. Allora praticamente se guarda nel manuale dove ci sono descritti tutti gli accessori che stanno all'interno, Sì. ok? Vedrà che dove c'è la griglia e lo scopo è praticamente la griglia metallica può essere utilizzata per la cottura con il grill o Sì. in modalità combinata. Quindi praticamente la modalità combinata vuol dire se va, non so se abbiamo magari lo stesso manuale. Sì. Praticamente la modalità combinata quando la sceglie vuol dire sia microonde e grill con la potenza di 600 magari. Ok, Per qui. esempio quando va alla pagina 20 dove c'è l'uso del forno Sì. e c'è l'uso combinato di microonde e grill, praticamente è specificato cosa vuol dire la cottura combinata, quindi si usa sia il microonde che il grill e quella griglietta si può utilizzare tranquillamente anche quando il forno è in funzione microonde. Perfetto, quindi non Quindi prendo sono fuoco, materiali ottimo. creati, sono materiali creati e fatti apposta per l'uso del forno in tutte le sue funzioni, quindi sicuri. Molto bene, Ok? ottimo, sono Va molto bene? contento, ottimo. Ok, va bene. Ok, Grazie mille, sai? grazie. Buona Grazie serata. signore, grazie. Ciao. Buona serata. Gli posso chiedere gentilmente se può rimanere un attimo in linea per il sondaggio? Va bene? Ok? Va Ok, bene? oro. Ok, grazie. Ciao. Grazie, buona serata. Anche a te. Benvenuto nel servizio CP, dai che chiediamo il clienti voto. Samsung. Dai che sei La tua bravo. opinione è molto importante per noi. Sì. Dedicandoci pochi minuti del tuo tempo, potrai aiutarci a migliorare la qualità del servizio Sì, ma se ti offerto. attira lunga Ti così. ricordiamo che in questa fase valuterai l'operatore che ha appena gestito la tua chiamata. Sì, a Quanto Tosa sei qua a soddisfatto Sanda. del servizio offerto dall'operatore che ha appena gestito la tua chiamata? Tanto? Esprimi un giudizio da Sei 1 a brava. 5, Da 1 a dove 5. 5 equivale a molto soddisfatto. Avevo da che 10? Va bene, mo è 5. Chiamata, hai ricevuto informazioni risolutive e o informazioni chiare? Sì. Digita 1 se sì, digita 2 se hai bisogno di richiamare. 1, sì. Grazie per averci dedicato il tuo tempo. Prego. Arrivederci da Samsung. Ciao Stea. Allora Italia, leggevo, sta registrando, sì? Ah, ok. Leggevo il discorso qui che c'era scritto che non può essere installata su caravan e camper, cioè perché? non riesco a capire. Vabbè dai, probabilmente intendono per un discorso di alimentazione eccetera. Nel mio camper va sotto generatore e quindi il generatore a 2500 watt è molto più che sufficiente per fare andare il fornelletto, oppure sotto colonnina, quindi è come essere a casa. Per la reazione ce n'è a volontà e quindi siamo a posto, ha sia il cammino che la reazione laterale, quindi a postissimo. Ti ho reso partecipe del fatto che adesso sono felice che ho ospiti a cena e posso fare la pizza in modalità combinata, però appunto alzando, perché se fai modalità combinata e modalità anche grill, no? La parte grill è sopra, avvicinerai la pizza, no? Se no... Ah, guarda qua che ci capiamo. Allora, apriamo il forno a microonde di Shingano e tac con lampadina, guarda che pulizia, guarda che igiene. Allora, quello sotto di tutto è il piatto di vetro, quello poi deve esserci sempre e lo puoi utilizzare sia in modalità grill che in modalità microonde. Il piattino qua, questo metallico, ok, lo si usa sia... Mi sembra storto. No, vabbè. Sarà una mia impressione, sì che non gli ho dato pacche né niente. Lo puoi utilizzare sia in modalità grill che microonde. La mia domanda a Samsung era questa, questo piccio qua, questo rialzamento, e quello lì lo puoi utilizzare anche in modalità microonde, perfetto. E sì, loro dicono in modalità combinata perché lo rialza, non avrebbe senso utilizzarlo in modalità microonde normale, il rialzamento, perché serve solo per, vedi, per attaccarlo al piccio qua, quello sopra. E la vaschetta che tu vedi mi è costata un occhio della testa, l'ho presa qua in un negozio a Jesolo, e è quella per scaldare la roba nel microonde, e vedi che c'è anche il pulsantino per far uscire l'umidità e quelle cose là.
Nel frattempo facciamo fare un giro al CP, il CP oscuro. Ferma lì. Ok, andiamo. Vedi quanto bravo è sto CP, porca miseria. Un spettacolo, l'adoro.